Ciao a tutti, mi chiamo Sara e sono una giovane bellunese di 26 anni. Sfruttiamo al massimo questi 5 minuti che abbiamo. Una decina di anni fa ho conseguito la maturità al liceo classico Tiziano di Belluno. Da lì sono andata a Padova per poter frequentare il corso di filosofia. Le cose sono andate bene per un po' di tempo, finché non ho iniziato ad avere dei problemi di salute. Mi ammalavo facilmente e spesso, non avevo memoria, ero arrivata a dovermi scrivere su un diario quello che facevo perché il giorno dopo non sarei riuscita a ricostruirlo. A volte non riuscivo neanche a parlare, non dormivo, non riuscivo a digerire. Questo problema legato ad altre problematiche che avevo a casa mi portarono a decidere di lasciare gli studi. E infatti non era facile mantenere sia me che mia sorella all'università. Infatti mio padre non contribuiva perché se n'è andato da casa 15 anni fa. Mia mamma poi, siccome non aveva lavoro, era entrata in un periodo di depressione. Quindi tutto questo, la mia salute più il lato economico e il resto, mi portarono a decidere di sospendere gli studi per concentrarmi soltanto sul lavoro. Andai quindi a lavorare sperando che la mia salute sarebbe migliorata e invece purtroppo dovetti constatare il contrario. Nel giro di poco iniziai a togliere gli alimenti con il lattosio perché mi venne l'intolleranza appunto al lattosio. Poi i cibi contenenti amido di mais, alcol etilico, conservanti, edulcoranti, glutammato. Nel giro di 6 mesi mi ritrovai a poter mangiare soltanto riso e patate. Quindi io deperivo, non riuscivo a condurre una vita normale e nessuno intorno a me sapeva darmi una risposta a questo problema. Infatti gli esperti interpellati pensavano che si trattasse di stress, ma non poteva essere stress perché le mie condizioni fisiche peggioravano a prescindere da quello che facevo. Quindi, siccome la causa doveva comunque trovarsi nella mia vita, a un certo punto ho preso e l'ho rivoluzionata. Mi sono licenziata dal lavoro e mi sono addirittura trasferita. Da Belluno mi sono trasferita a Trento. Qui sono andata con 4 obiettivi. Il primo è di capire che cosa avevo e curarmi. Poi trovare lavoro, trovare casa e in qualche modo riuscire a coltivare uno dei miei interessi, per esempio, cosa che fino ad allora non avevo mai fatto. Dopo un anno e mezzo posso dire di essere riuscita a portare a termine tutti e 4 gli obiettivi. Infatti ho capito che cosa avevo, un avvelenamento da metalli pesanti che aveva compromesso la funzionalità di alcuni dei miei organi, soprattutto quelli legati alla digestione. Poi ho trovato casa, ho trovato lavoro, anzi ho fatto anche diverse esperienze che mi hanno formata e poi dal punto di vista degli interessi mi sono fatta strada nell'editoria, poco però ce l'ho fatta e infatti uno dei mensili di Trento, UCT, raccoglie i miei articoli e li pubblica. Quindi sono contenta, sono molto soddisfatta e mi auguro che le cose continuino ad andare così. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine perché sono stati veramente 2 anni difficili per me. Grazie e a presto. Ciao!